Sindaco di Castronovo di Sicilia, lei è capofila di questa iniziativa Magnavia Francigena, ecco, un'iniziativa sicuramente interessante e dai grandi risvolti anche turistici. È un progetto molto interessante che dà una svolta al nostro territorio, un territorio che rispetto alle fasce costiere, alle zone più sviluppate dal punto di vista turistico è molto marginale. Abbiamo circa 2 anni fa presentato questo progetto alla Regione Siciliana, assessorato al turismo, dopo un bando che è quello degli itinerari religiosi. Siamo stati selezionati perché è ritenuto un progetto valido, perché soprattutto mette insieme 12 comuni che fanno parte di 3 province diverse, Agrigento, Palermo e Caltanissetta. Delle realtà molto interessanti dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, storico, e per cui questo progetto cerca di mettere in rete le diverse realtà che sono parte di questo progetto al fine di offrire un servizio, un pacchetto, chiamiamolo così, a quella fascia di turisti che si chiamano camminatori, pellegrini, che sono interessati a visitare il progetto a piedi, non una fascia di turismo diciamo tradizionale, ma veramente alternativa e di nicchia. Devo dire che da quando è ormai operativo il nostro progetto diversi pellegrini hanno percorso il territorio e in un anno abbiamo registrato un incremento esponenziale e negli ultimi mesi 70 pellegrini sono diciamo, venuti nel nostro territorio. Anche il Comune di Grotte partecipa a questa interessante iniziativa che avrà una grande valenza anche turistico-culturale. È un'idea che ha avuto il Comune capofila Castronovo Sicilia, ma che noi abbiamo sposato in pieno. Praticamente si tratta di percorsi antichi fatti da tanti pellegrini sulle terre di Sicilia, in terra battuta, e questi territori verranno di nuovo rivisitati, almeno speriamo, da una moltitudine di pellegrini che verranno a riscoprire quelle che sono le bellezze del nostro territorio. È sicuramente un momento che può essere il rilancio delle nostre piccole comunità e noi in questo progetto ci crediamo fermamente e infatti siamo qua presenti assieme a tanti altri comuni per sposare questo progetto. Questo percorso delle vie franchigene che ci lega un po' tutti a una destinazione comune che è proprio la via sacra, il percorso verso il sacro, quindi il riferimento specifico di alcuni soggetti che amano visitare i luoghi ma con una visitazione anche interiore degli stessi nei luoghi sacri di ciascuno, la ricercatezza delle tradizioni, è una cosa che a noi piace sicuramente, è una cosa molto importante, è una cosa che ci coinvolgerà perché è una cosa che non è votata per la massa, per il turista diciamo, dei grandi numeri, però ci qualificherà oltremodo.